Nicolò ha lasciato dei fili d'oro nella nostra vita e le nostre fratture e il dolore andranno aggiustati con questo lascito prezioso con cui i cocci si salderanno e assumeranno un nuovo valore. È il messaggio che la comunità di Barbarano Mossano ha dedicato al 22enne Nicolò Zavatta, il più giovane delle vittime travolte dal ghiacciaio sulla Marmolada. Tanti ricordi, ricordi di vita vera, del ragazzo che era una locomotiva, un catalizzatore, così lo descrive chi lo conosceva e oggi lo piange. Un giorno mi ha detto, tu sei sempre uno che stai sempre, si vede che fai una roba e ne stai pensando delle altre 100. Ho detto, guarda, questo è quello che fai tu. No, quello fai tu. E mi ha detto sta frase che poi mi ha sono anche segnata: se mi piaceva stare fermo nascevo un albero. È così che si riassume la vitalità, l'indomita dinamicità di Nicolò, appassionato di chitarra, suonava in parrocchia con un gruppo di amici con i quali condivideva la passione per la mountain bike, la moto e l'alpinismo. Io ricordo che mi resta il concerto di Ligabue a Campovolo. È stata una giornata atomica, come diceva lui, veramente. Penso sarà il miglior ricordo che mi porterò per sempre. Nicolò è un nostro allievo, uno di noi, un ragazzo di squadra che nel corso di Schio ha veramente fatto squadra, ha coagulato soprattutto nelle attività di team working, anche tutti i compagni. E proprio i suoi amici gli hanno voluto dedicare un dono speciale, un cedro, simbolo di resurrezione, per coltivare la sua tenacia e al contempo per recepire il grido d'aiuto che arriva dalla natura e dalla Marmolada e prendersene cura. Vogliamo concretizzare in questo albero e in questi semi, negli elementi della terra e dell'acqua che li alimentano, la nostra volontà di continuare a coltivare con il sorriso la tua intraprendenza. E la famiglia ha voluto salutarlo proiettando un video in cui suona la sua chitarra sempre presente. Era un ragazzo di una vitalità straordinaria, un ragazzo inserito molto bene all'interno della comunità, con le opere, con gli amici, con le opere parrocchiali e pertanto sì, questo è il risultato della presenza di Nicolò nella nostra comunità.